Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi parlo di un argomento di cui parlo pochissimo, sebbene sia comunque un argomento a me molto caro, è la divinazione per il tramite delle lame dei tarocchi. Esistono svariati tipi di tarocchi, alcuni sono antichissimi, tra, tra questi esistono dei mazzi anche di natura esoterica, sono già di loro ovviamente strumenti esoterici, ma qualcuno è più legato a percorsi iniziatici, altri a più concetti divinatori del quotidiano. Di fatto un mazzo di tarocchi può essere comunque interrogato sia per questioni più spirituali, della correzione del proprio interiore, per comprendere i giochi di forze che esistono in quel momento, oppure per inquadrare il settore in cui concentrarsi, implementare le proprie competenze o rafforzarsi. Esistono poi anche invece interrogazioni di tipo più quotidiano. È chiaro che in questo caso io consiglio di utilizzare mazzi tarocchi diversi. Ehm, Ad esempio, per quanto riguarda la mia esperienza e il modo in cui io utilizzo gli arcani, è legato appunto a questa differenziazione, eh, cioè quella che ho appena indicato, oppure, cioè, meglio ho detto, il fatto di interrogarli per questioni prettamente materiali o comunque quotidiane oppure interrogarle per ehm, argomenti più personali, intimi, spirituali. In questi casi cosa faccio? Se l'argomento è di natura iniziatica, cioè se è un qualcosa legato al percorso spirituale della persona, alle sue potenzialità, alle forze in gioco nel momento, se devo appunto fare una panoramica più interiore, ma anche vedere per esempio qual è il destino, il fine ultimo, oppure il giusto cammino che l'anima del consultante sta ricercando, allora io amo interrogare gli arcani maggiori. Trovo che siano estremamente penetranti, nonostante siano soltanto 22 lame, in realtà aprono finestre su mondi incredibilmente articolati e centrati, mirati. Dunque in quel caso preferisco appunto il Tarco di Marsiglia oppure altri tipologie di mazzi dove appunto sono inseriti gli arcani maggiori o addirittura solo esclusivamente gli arcani maggiori. Addirittura gli arcani maggiori possono essere utilizzati anche per rituali, sono dei veri e propri, diciamo così, passaggi di iniziazione. Per quanto invece riguarda le questioni del quotidiano, preferisco utilizzare le sibille. Esistono anche qui diversi tipi di sibille, anche se quelli più noti sono, diciamo così, proprio la classica sibilla col dorso blu, non so se l'avete mai vista, vediamo, eccola qua. Io ho questo, un mazzo vecchissimo, ha oltre 20 anni, di più, ha più di 20 anni questo mazzo qua. Ecco, per le questioni del quotidiano, per inquadrare certe situazioni, giochi di forza con le persone, oppure per individuare come andrà una determinata faccenda, interrogo le sibille, proprio perché ritengo che siano delle carte molto chiacchierone, che entrino in alcuni dettagli più proprio quotidiani. Mentre
per quanto rispetto posso avere per ogni forma di divinazione e per ogni strumento, soprattutto il strumento legato appunto ai tarocchi, ehm, che comunque toccano le sfere della simbologia, dei vari piccoli messaggi che possono essere portati appunto anche dal logos. Ricordiamoci che il logos cavalca qualsiasi cosa, cioè qualsiasi messaggio sia destinato a noi trova attraverso forme, simboli o immagini il modo di comunicarci quello che è destinato a noi, quello che ci deve pervenire. Dunque non si fa un distinguo di qualità superiori o inferiori, qualsiasi cosa si fa tramite di un messaggio che deve giungere a noi per il tramite appunto della nostra vibrazione di quel momento, cioè quando noi selezioniamo le carte o quando la persona che le consulta lo chiede appunto a un operatore, è comunque la vibrazione del consultante che prevale e dunque per il tramite di questa vibrazione si richiameranno le carte più opportune e più ehm, adeguate appunto alla lettura di quel momento. Dunque torno a dire, rispetto ogni forma di tarocco, cioè rispetto le sibille, nonostante appunto io le utilizzi per faccende diciamo più spicciole, e allo stesso modo rispetto gli arcani maggiori che invece ritengo più elevati, proprio perché sono una raccolta di simboli, di messaggi e di archetipi che appunto dialogano con alcune porte interiori dentro di noi e possono veramente non solo essere usati come strumento passivo di interrogazione, ma anche come strumento attivo che può agire su di noi. Come ho detto infatti all'inizio, possono essere utilizzati anche in alcuni rituali. Vedremo poi col tempo, un po' alla volta, anche il significato degli arcani maggiori, vedremo poi anche le sibille, ho due qualità di sibille, una come quella che vi ho mostrato, un'altra molto più pregiata, con non 52 carte ma ben 100 carte, dunque riesce a andare ancora di più nel dettaglio e a dare sempre maggiori informazioni sulle questioni. Io vi ringrazio intanto per avermi seguito fino qui e vi aspetto alla prossima condivisione. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda.